Ci troviamo di fronte al bosco di Rosà, in provincia di Vicenza. Prendendo questa pedonale, poco dopo, troveremo questo ingresso, che ci porterà in un luogo magico. Venite con me. Ciao a tutti, oggi visiteremo un posto sconosciuto ai più, un luogo privato, ma accessibile gratuitamente a tutti, un posto da favola e di passione, la stessa che ha messo il signor Albino in 30 anni per crearlo. Infatti ha usato questo suo terreno per creare un luogo dove, ha detto, i bambini e le persone possono stare in mezzo al verde e alla natura. E vi garantisco che passati quel cancello entrerete in un luogo rilassante e magico. Quindi, se avete l'occasione o altrimenti createla, venite a visitarlo. Sotto in descrizione vi lascio l'indirizzo. Adesso vediamo il signor Albino che chiama le sue colombe. Guarda che roba. Albino, fai 2 passi. Fantastico. E allora poi ti dice, io sono capace di fare, io no, dico ti insisti, volere e potere. Era Abituava a cose? sì, va, così. Io, va, 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 va via. Va, oh, bella questa, Bellissimi, bella questa. Che fa apposta per fare i belli. bei proprio. Io dico mio, dico no. Beh, che dire, dopo questa magia continuiamo il nostro giro.
Ringraziamo Albino e il suo giardino meraviglioso. E voi, mi raccomando, seguitemi e alla prossima esperienza. Ciao!